Eccolo, Don Cristiano Bobbo è il prete della comunità di Oriago e Cassabbioni. Ha deciso di istituire una tassa, la tassa sulla sposa, ma solo per le spose scollacciate che si presentano con abiti scollati e volgari, certamente inadatti alla circostanza. Parole scritte da lui stesso e pubblicate nero su bianco sul settimanale della parrocchia. Ma era soltanto una riflessione che è nata in maniera estemporanea, considerando lo stile semplicemente che tante volte noi come sacerdoti, come comunità cristiane, recepiamo nella modalità con cui gli sposi celebrano il loro matrimonio. La crociata di Don Cristiano contro le spose in abiti succinti nasce come una provocazione scherzosa, dice, ma dietro alla quale si invitano tuttavia le spose ad uno stile di dignità e riserbo. A volte si vorrebbe che tutto quello che ha a che fare con il matrimonio parlasse di questo evento così bello, delicato, un po' poetico se vogliamo, come l'amore richiede sempre questa poesia, e tante volte l'abito stride con queste intenzioni. Ecco, era soltanto una riflessione a questo livello. Un avvertimento di più, un monito alle spose che alla semplicità e buon gusto antepongono uno stile esagerato che spesso sfocia nella sguaiataggine. Il buon senso, la capacità di cogliere anche la bellezza, la delicatezza di quel momento, spetta alla sposa. Chi più dell'animo femminile può intuire la profondità e la bellezza di questo linguaggio che si esprime anche attraverso l'abito. Ecco dunque che la tassa sulla sposa suona più come offerta proporzionata alla decenza. La tassa sulla sposa non esiste. La Chiesa si mostra sempre benevola, accogliente con tutti i suoi figli, quindi non pone tasse per nessun servizio, anzi è lei stessa a servizio dei suoi figli. Anche perché viene da pensare che se esiste o se dovesse esistere questa tassa sulla sposa, una è autorizzata a venire in abiti succinti pagando un po' di più, è così. Speriamo di non arrivare mai a questo punto.